Amici di Sportisidi, buon anno, buon 2026, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 16 del girone A di eccellenza che vede scendere in campo Accademia Trapani e Bagheria. Nemmeno Lupo si è lamentato tanto, quindi in realtà credo forse non ci fosse nulla. Ficarrotta, bella palla per Catalano! E il palo! Sfortunatissima l'Accademia Trapani, però quando iniziano a dialogare Catalano, Ficarotta e Vito Lupo, insomma è un'Accademia Trapani decisamente diversa da quella che abbiamo commentato a dicembre 2025. Tento di Caracappa che però è anche in fuorigioco, ma Servilo sicuramente prima, lo fa adesso, palla molto rapida, Lupo, scivolata provvidenziale, poi anche un bellissimo dribbling, insomma per chi si chiedeva se il Lupo fosse un buon acquisto per l'Accademia Trapani, credo che questa azione lo sia veramente stato. Ficarrotta, magia ancora, nasconde il pallone e c'è l'aggancio di Buongiorno, vuole il dribbling, gli riesce, poi Daguano lo aiuta, traversone dentro, va giù e poi lo presti, quasi se la butta dentro all'Ascari in promozione. Petrullo, bella palla per Girgenti che può attaccare la porta, Girgenti rientra, Girgenti e non trova la porta per un soffio, ma qui l'Accademia Trapani ha veramente rischiato di prendere questo gol. Tra l'altro è una posizione in realtà di Vroboschi, ma Idris si gira molto bene, il taglio alle spalle di Buongiorno che cerca la porta ed è vantaggio dell'Accademia Trapani, grande palla di Idrisu e poi il tiro perfetto da parte del numero 11 che si inserisce con i tempi giusti e passa in vantaggio con il risultato di 1-0. Che nonostante il cambio modulo, tanto qui sbaglia il passaggio, Idrisu intercetta, Idrisu e se l'è divorato però, con il mancino non ha tolto la porta sul regalo del Bagheria. Adesso si è un po' stretto. Genna prende il tempo, Genna ancora, salta tutti, Genna è impazzito, Genna mette dentro e poi la parata di Cannizzaro, ma Genna aveva fatto un'azione incredibile. Adesso subito a correre Cammareri, Pieraro che vuole rientrare, palla dentro, Giglio la gira improvvisamente e trova il gol del pareggio al minuto 73 di gioco. L'avevamo detto, Giglio non può stare in panchina. 1-1, Idrisso si ferma rimanendo praticamente in avanti. Adesso deve puntare Caldieraro, punta Vroboschi, Caldieraro in rosta, miracolosa, poi Ferotti spazza come può. Dietro e dentro da Idrissu, poi palla verticale per Ficarotta! È tutto regolare! Torna e fa subito gol! Luca Ficarotta al suo esordio con il mancino, non sbaglia, ma che palla di Ivan Catalano, che palla! Buona gara comunque di Lopresti, campanella per Ferotti! Per Ferotti! Che impatta perfettamente! Sale benissimo e non sbaglia, fa 3-1 e forse la chiude. Sbaglia incredibilmente il passaggio Cammareri regalandolo, Girgenti ancora, Girgenti, Ferotti! Monumentale poi Giglio! Ha calciato bene col sinistro, le fate per rimasto giù Ferotti. È finita, Ale! Rimessa laterale, intanto. E poi con questa azione vince anche la partita, vince l'Accademia Trapani contro il Bagheria con il risultato di 3-1. Decisive le reti firmate da Buongiorno, Ficarrotta e Ferotti. Bagheria invece in gol il solito Giglio, partito dalla panchina.